Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Una lezione magistralis di Flavio Manzoni, il fuoriclasse del design in Casa Ferrari a Maranello, ha chiuso a Cagliari l'annuale giornata del perito industriale dedicata a innovazione, formazione, deontologia e futuro del settore, con un sempre più obbligatorio percorso universitario nell'Ateneo di Ingegneria. Tavole rotonde, interventi tecnici, networking e soprattutto l'analisi sul come cambiano le professioni tecniche con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Ha aperto e concluso i lavori il presidente territoriale Pasquale Aru, ospite d'onore il presidente nazionale Giovanni Esposito. L'annuale premio culturale Vittorio Aresu è stato assegnato per la 6ª edizione proprio al nuorese Flavio Manzoni, da anni al vertice dell'ufficio studi e design della Ferrari. Partiamo con il nostro speciale di apertura con il numero 1 nazionale del Consiglio dei Periti Industriali. Un momento importante per una categoria, a prescindere da quello che sia, perché è il momento del confronto. Il confronto sia a livello territoriale che a livello nazionale e specialmente in questo momento dove le professioni tecniche sono al centro della trasformazione di questo Paese, è fondamentale anche ascoltare i nostri iscritti, confrontarci e anche, devo dire, dare quella spinta di entusiasmo e di certezza a chi chiaramente la mattina esce per fare il perito industriale e lo deve fare non solo con la professionalità, anche con l'entusiasmo. Dal suo osservatorio, che è un osservatorio dedicato, la Sardegna come si posiziona a livello nazionale? Questa è una terra ricca di opportunità, ma non solo opportunità, anche di professionalità. È una terra chiaramente che ha delle caratteristiche importanti proprio per la gestione dell'efficientamento energetico, nel senso che abbiamo tanto sole qui in questa terra, quindi le rinnovabili e non solo le rinnovabili possono sicuramente fare quella differenza nel processo che sta attraversando il Paese. Mancano degli orizzonti prossimi sia per le nostre categorie ma anche per tutto l'indotto. Quello che si auspica sempre da parte delle nostre categorie è un cambio di passo a livello di governance politica, sia regionale che nazionale. Noi abbiamo bisogno da parte del legislatore di un'indicazione chiara, ma soprattutto costante nel tempo. Quali sono le richieste fatte alla Presidente Todde dalla rete delle professioni? In piena campagna elettorale noi abbiamo presentato un manifesto condiviso con tutte le categorie tecniche e professionali sarde, dove abbiamo tracciato e disegnato una visione della nostra regione che contemplava tutti i temi, dalla sostenibilità, dall'energia, dall'edilizia, e sono in parte state recepite dall'attuale governance regionale. Possiamo esprimere sicuramente
un sentimento di positività, nel senso che comunque la Regione ha avviato tutta una serie di tavoli di interlocuzione su cui la rete delle professioni è presente e partecipa, però questo non basta, nel senso che va bene avviare i confronti e le interlocuzioni, però adesso dobbiamo entrare anche nel merito delle questioni e cercare insieme delle soluzioni. In questo momento storico trainano il mercato del vostro lavoro solamente i grandi lavori pubblici. Sì. È vero, e noi abbiamo necessità di diversificare, abbiamo necessità di evitare che si creino altre bolle economiche come ci sono state in passato, ad esempio con gli ecobonus. Abbiamo bisogno appunto di avere una visione nei prossimi 10 anni, e questo come avviene? Avviene sicuramente con un corpo normativo concreto, moderno, aggiornato e continuativo, affinché gli avvicendamenti politici di vertice sia a livello nazionale che regionale non li cambino, ma che diano continuità nell'azione di governo. Gran parte dei periti industriali hanno l'indirizzo dell'ingegneria, c'è un grande matrimonio che accompagna questa professionalità. Sì, lo accompagna e lo accompagnerà sempre di più in futuro, perché io sono proprio qui per testimoniare quello che è il grandissimo rapporto di collaborazione che si è instaurato tra la Facoltà di Ingegneria e Architettura e l'Ordine dei Periti Industriali, soprattutto con l'attivazione dei 2 corsi di laurea professionalizzanti abilitanti alla professione di perito industriale, perché d'ora in poi l'accesso alla professione sarà consentito solo ed esclusivamente ai laureati. Sottolineava l'importanza nella rete delle professioni, non solo per i periti industriali, dell'intelligenza artificiale. Ah beh sì, oramai l'intelligenza artificiale permea qualunque settore, ancor più naturalmente quelli dell'ingegneria, e naturalmente non solo quelli dell'ingegneria elettronica, informatica, telecomunicazioni, ma anche quelli dell'ingegneria industriale, dell'ingegneria civile e ambientale, sicuro. Il numero 1 di ingegneria dell'Università di Cagliari, che consiglio dà per governare l'intelligenza artificiale? Beh, conoscerla a fondo, appunto per non farsi in qualche modo sorpassare, ecco, per non restare indietro. Bisogna conoscerla però. Cioè, in un mondo che sta cambiando molto velocemente e nel quale le professioni possono essere messe a rischio dall'intelligenza artificiale, che tende a sostituire l'uomo e tende a sostituire la capacità dell'uomo nell'affrontare i problemi, credo che sia fondamentale definire e ragionare tutti insieme a come affrontare questa nuova sfida. Questa nuova sfida laddove il capitale umano, l'intelligenza umana e la persona non deve essere mai messa in secondo piano. Quindi oggi come Consiglio regionale, anche dopo l'approvazione di una legge con la quale abbiamo voluto regolamentare o cercare di regolamentare l'intelligenza artificiale, vogliamo essere vicini alla categoria dei periti, perché rappresentano il saper fare, il saper produrre, il saper tramandare la conoscenza. Quindi una categoria molto importante su cui poi si è anche fondato tutto lo sviluppo economico dell'Italia dai tempi degli anni 70-80, del design, della manualità, della meccanica, per cui anche la Sardegna ha sempre contribuito moltissimo in questo. Per cui questa loro assemblea è anche un momento di confronto in cui la politica può portare un proprio contributo. Stiamo investendo molto in formazione, soprattutto relativamente alla sua applicazione nell'uso professionale, quindi per la progettazione e per l'attività professionale dell'ingegnere, del perito industriale, di tutti i professionisti tecnici. E stiamo investendo molto anche sull'aspetto della consapevolezza, cioè sull'uso dell'intelligenza artificiale con a monte delle conoscenze e competenze che ci consentano di vagliare le risposte che l'intelligenza artificiale ci dà e che ci consentano anche di fare le domande in maniera appropriata e intelligente per avere delle risposte tecnicamente valide e scientificamente rigorose. Questo è molto importante, abbiamo fatto già degli eventi formativi, c'è in programma una serie di altre attività formative. Devo dire che proprio oggi abbiamo fatto il bilancio di questi 4 anni della scuola di formazione dell'Ordine Ingegneri, in cui i periti industriali sono entrati come soci aderenti nel 2023.
mandato che si sta concludendo perché attualmente sono in corso le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Ingegneri, quindi 6/8 del CDA cambieranno, però abbiamo posto le basi per una collaborazione importante, per una costruzione comune di eventi formativi che siano sempre più calati sui bisogni dei professionisti. Presidente, sicuramente avrà avuto modo di valutare anche, e qui stiamo uscendo dall'argomento dell'incontro di oggi, questo blocco della trasformazione green della Sardegna. Sì, questo blocco della trasformazione green della Sardegna, che è effettivamente una anomalia a livello nazionale, se vogliamo anche europeo. Credo che, come in tutte le cose, la verità stia in mezzo, nel senso che è importante preservare i nostri beni, il nostro paesaggio, il nostro ambiente, ma ricordiamoci che il rispetto dell'ambiente sta anche nel fatto di utilizzare, per esempio, delle fonti energetiche che hanno un minore impatto banalmente sulle emissioni di CO2, e sicuramente non possiamo limitare queste emissioni continuando all'infinito a bruciare carbone, per esempio. C'è tutto un fronte più piccolo però che va sul green, e credo che questo riguardi le riqualificazioni edilizie, l'incentivo per l'autoconsumo energetico. Ecco, queste sono tutte frontiere a bassissimo impatto anche paesaggistico che bisogna continuare a inseguire, perché è vero che il superbonus ha dato degli effetti negativi su alcuni aspetti economici, ma allo stesso tempo ha dato un grande impulso alla transizione green, che credo sia la parte buona da salvare e da continuare a inseguire. Ecco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publi A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Esoscheletri, sistemi airbag, dispositivi intelligenti, sensori per monitorare lo stato fisico dei lavoratori e visori di realtà virtuale per la formazione nei cantieri. Sono queste alcune delle tecnologie protagoniste dell'iniziativa regionale organizzata da Formedil CAES Sardegna in collaborazione con l'INAIL, l'Università degli Studi di Cagliari e la Cassa Artigiana dell'Edilizia dell'Isola, con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura della sicurezza e della prevenzione nel comparto edilizio sardo. Diciamo che oggi è la prima uscita di Formedil Sardegna. Abbiamo organizzato questo incontro, questo convegno per portare a conoscenza questo nuovo ente che si occuperà di prevenzione, innovazione e la presentazione di nuove tecnologie che verranno nel pomeriggio dimostrate ai presenti per aiutare gli operatori nella sicurezza, per evitare malattie professionali e per la salvaguardia della persona. È sempre necessario che la tecnologia sia a sostegno dell'uomo nei vari lavori, in particolare nell'edilizia, che ancora oggi è considerato un lavoro molto duro e faticoso, quindi la necessità proprio di queste nuove tecnologie. Noi come bioingegneri che lavoriamo nel settore dell'ergonomia riteniamo che la sensoristica indossabile possa portare un grande contributo ad integrare la naturale valutazione del sovraccarico biomeccanico e dei rischi per lo sviluppo di disordini muscoloscheletrici, e laddove non sia possibile ridurre il sovraccarico biomeccanico modificando le attività lavorative, gli esoscheletri possono portare un contributo e un ausilio ai lavoratori in questo senso, dove ancora le attività manuali rivestono un ruolo fondamentale all'interno dell'impresa e dell'azienda. Gli esoscheletri sono degli strumenti che agiscono in parallelo ai nostri muscoli, generando delle forze e dei momenti che controbilanciano e contrastano il peso e i carichi esterni, e quindi sollevano il nostro corpo dal dover compiere attività muscolare, compiendo quindi meno energia, meno sforzo nello svolgere quelle attività. Dispositivi che vengono già ad oggi utilizzati in alcuni settori occupazionali, tantissimo all'interno dell'automotive, mentre si ha necessità ancora di svolgere della ricerca in altri settori più complessi, con attività meno ripetitive e meno uniformate, per capire per quali attività e in quali settori questi esoscheletri possono effettivamente portare beneficio, senza però arrecare rischio in alcune attività dove questi possono risultare ingombranti piuttosto che ridurre la stabilità del lavoratore e quant'altro. Sì, assolutamente, questa va nella logica di quello che è un nostro mantra, quello di creare le precondizioni affinché si possa fare prevenzione nei cantieri, in particolare nei cantieri edili,
per poter abbattere quel tragico fenomeno degli incidenti sul cantiere e malattie professionali. Ci sono degli strumenti che sono già utilizzabili, altri che invece hanno bisogno di un ulteriore percorso di innovazione, e quindi noi diamo la disponibilità anche come Formedil per creare quelle condizioni di crescita rispetto all'utilizzo di questi materiali. Durante l'incontro sono stati presentati anche i dati aggiornati sugli infortuni dell'edilizia in Sardegna. Secondo le ultime rilevazioni dell'INAIL, nel 2024 nell'isola si sono registrati 967 casi nel comparto delle costruzioni, mentre tra gennaio e marzo del 2026 le denunce complessive sono state 2523. Per quanto riguarda gli infortuni e gli incidenti sul lavoro, il quadro in Sardegna nell'ultimo periodo quinquennio 2020-2024 mostra un trend in leggera crescita, con un incremento di circa il 6% percentuale degli infortuni denunciati, esclusi gli studenti. Trend in leggera crescita che si conferma anche poi nel biennio 2025-2026, però è sostenuto soprattutto dagli infortuni in itinere, cioè infortuni nel percorso casa-lavoro alla guida di un autoveicolo. Registra invece un sensibile incremento, anche se inferiore alla media nazionale, ma perché il punto di partenza in Sardegna era più elevato, le denunce di malattia professionale, che nel periodo 2020-2024 registrano un incremento di circa il 76% nel 2024 rispetto al 2020, incremento che ha ripreso dopo una leggera discesa nel 2025 che si registra anche nel primo trimestre del 2026. Dovuto in parte e soprattutto al fatto che le malattie professionali, a differenza degli infortuni, sono a causa lenta, quindi si manifestano a distanza di molti anni dall'esposizione all'agente patogeno, dallo svolgimento dell'attività lavorativa che poi provoca la malattia professionale, quindi vengono denunciate con molti anni di ritardo. Circa il 70% di queste riguardano malattie al sistema osteomuscolare e un altro 10% al sistema cognitivo nervoso, che comunque è legato sempre al sistema osteomuscolare. Le giornate come queste sono fondamentali non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per il corollario delle crisi. Sì, sono fondamentali innanzitutto perché comunque è un momento di incontro, è un momento per fare rete, ma soprattutto è un momento per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, soprattutto in eventi come questi, dove si parla dei dispositivi di protezione individuale intelligenti che sono fondamentali per migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Benvenuti a Genoni, un paesino a 70 km da Cagliari e 35 da Oristano, con 716 residenti, dove ha preso vita nel 2009 un'ambiziosa realtà culturale salutata nei giorni scorsi dal convegno Dallo Scavo al Museo Park del Cavallino della Giara, un percorso per salvaguardare un inestimabile patrimonio naturale e archeologico e radicate tradizioni del territorio. Per saperne di più, gli inviati di Panorama Sardo, Nanni Di Cesare e Mirko Cocco, sono andati nel piccolo centro del Sarcidano per conoscere i protagonisti di una bella storia che la guida turistica internazionale TripAdvisor ha recensito nel primo 10% delle cose da fare migliori del mondo. Siamo arrivati al culmine, alla fine di un programma che è stato finanziato con dei fondi particolari e che si è sviluppato in parecchie tappe. Oggi la tappa finale. Riscontro, ecco, diciamo così. Un percorso che è iniziato nel 2023, il progetto di rigenerazione dei borghi storici, un bando gestito direttamente dal comune di Genoni per i piccoli borghi appunto sotto i 5.000 abitanti. La nostra cooperativa ha partecipato con 6 azioni all'interno del progetto, dedicate principalmente ai beni culturali del comune di Genoni, dal Museo del Cavallino della Giara, l'ex convento dei frati osservanti minori, la cava di Duiduru, il CEAS e l'altopiano della Giara, e oggi si è chiusa la scheda, il percorso del Museo Park, con questo importantissimo convegno dallo scavo al museo che ha coinvolto importanti specialisti di accessibilità museale, grandi professori dell'Università di Cagliari, l'importantissimo professor Dal Sasso, paleontologo noto in tutta Italia, e tanti ricercatori specializzati in paleontologia. Tutti si sono concentrati sui metodi per allestire al meglio i musei paleontologici, hanno creato veramente un percorso di studio e di riflessione assolutamente importante, quindi hanno chiuso e coronato questo progetto che è durato 3 anni veramente nel miglior modo possibile. Concludo ringraziando l'amministrazione comunale di Genoni, tutti i partner che hanno partecipato a questo complessissimo progetto, i colleghi che hanno portato avanti tutte le azioni insieme a me in questi anni, tutti quelli che hanno dato una mano e hanno lavorato in questo importantissimo progetto che sicuramente ha cambiato il modo di vedere la gestione museale per la nostra piccola cooperativa, che in pochi anni è riuscita veramente a gestire anche questo progetto estremamente complesso. Una cosa mi ha sorpreso, al di là diciamo così, del discorso tecnico e di quello che sono state le fasi evolutive, il piacere e la gioia di questi personaggi importanti che sembrano innamorati della Sardegna e stanno parlando bene di quanto potrebbe ancora venire fuori da questa cosa della Sardegna, e soprattutto anche perché nel suo piccolo Genoni ha sempre, tramite anche chiaramente il vostro impegno, ma ha portato bambini delle scuole, ha portato sembra quasi di essere in un posto di vacanza. Sì.
credo che l'entusiasmo dei professori, dei ricercatori, degli specialisti di oggi rispecchi perfettamente l'entusiasmo che viene manifestato e viene manifestato anche nei bambini che tutti i giorni partecipano alle attività didattiche del museo. Noi gestiamo oltre 3.000 laboratori didattici legati all'archeologia, alla paleontologia, al riciclo in tempi ristrettissimi, da Pasqua fino ad arrivare alla chiusura dell'anno, e poi tutta l'estate si parte con un percorso di studio pensato e studiato per i bambini, che sono i campi estivi del piccolo paleontologo e del piccolo archeologo, che ormai coinvolgono bambini che arrivano un po' da dovunque, e tutta l'estate, dal giorno di chiusura della scuola fino alla riapertura, noi abbiamo tutte le settimane un campo estivo residenziale dai 3 ai 6 giorni, dove i bambini sperimentano queste professioni spettacolari che sono l'archeologia e la paleontologia. E si divertono. Non mi resta altro che dare l'appuntamento alle prossime, ok? Perché mi sembra che dopo questo inizio bello, lungo e brillante, non è che la strada finisce qui. No, assolutamente no, anzi questo progetto, il Bando Borghi, ha stimolato nuovi progetti, nuove idee, sicuramente una prospettiva di gestione un po' più aperta alla comunità europea e all'internazionalizzazione. Sono qua per presentare una comunicazione su microfossili foraminiferi, che sono organismi unicellulari il cui guscio, che tecnicamente si chiama il plasmostraco, è uno dei costituenti fondamentali delle rocce sedimentarie, quelle che si formano nel fondo marino. Ho avuto l'opportunità di studiare queste zone nell'occasione della mia laurea in geologia negli anni 1980 e 81. Sebbene poi nella vita mi sia occupato di tutt'altro, di informatica, da quando sono ritornato in pensione con la disponibilità del tempo che prima mi mancava, sono ritornato al vecchio amore, e fra le altre cose che ho fatto qua nelle zone dei miei antichi studi è una bella amicizia con le personale del Parc di Genoni, che è un'eccellenza a livello nazionale, e anche riprendere qualche ricerca sotto la Giara. E dalle parti di Assolo ho trovato dei terreni che contengono dei microfossili davvero interessanti che illustrerò oggi all'uditorio di questo bellissimo convegno. Quindi mi parlava di fossili che nascevano sotto il mare, quindi parliamo di un mare che esiste. Assolutamente, il mare che costituisce praticamente tutti i terreni del terziario sardo, per esempio quelli sotto la Giara di Gesturi, fino anche qua sotto il nostro Santo Antine di Genoni, sono formazioni marine di acqua più o meno profonda. I microfossili che ho trovato io testimoniano appunto un approfondimento del livello del mare rispetto a quello più costiero che è rappresentato in altri punti dei terreni sotto la Giara. Deborah Pilastro, oggi sei relatrice sotto che veste? Sono la responsabile della cooperativa Luna Blu, una cooperativa che si occupa di programmi educativi specializzati per bambini e adulti con spettro autistico. E quindi sono qua a spiegare un po' come sarebbe possibile creare un museo accessibile anche a persone con queste problematiche. Si tratta di poter riorganizzare un museo rendendolo accessibile utilizzando delle immagini per spiegare appunto alla persona con questa disabilità che cosa si dovrà aspettare all'interno del museo, e quindi evitare gli stati d'ansia dovuti a delle particolari situazioni che potrebbero crearsi durante la visita. Ce ne sono molti. Sì. Noi lavoriamo in provincia di Oristano e Cagliari, e le diagnosi sono aumentate sempre di più in quest'ultimo periodo, e quindi è necessario anche organizzare e utilizzare dei programmi specifici per inserirli in quelli che possono essere dei programmi sociali. Secondo il tuo punto di vista, l'intelligenza artificiale oggi potrebbe dare dei benefici o no? Sì. Noi lo utilizziamo perché ci aiuta a creare, ad adattare molto meglio i programmi, e per i ragazzi e soprattutto per i bambini li aiuta a capire maggiormente e più velocemente quelle che sono delle dinamiche che per loro sono difficili da capire. Quindi andiamo avanti col progresso. Assolutamente sì. Signor Sindaco, Gianluca Serra, Sindaco di Genoni, un piccolo paese ma grande movimento, grande voglia di fare. Assolutamente, cerchiamo di sopravvivere come tutti i piccoli comuni. Diciamo che adesso siamo un po' nella fase finale di questo grosso progetto finanziato dal Ministero della Cultura,
e anche il convegno di oggi rientra in queste attività, e quindi c'è stata un po' di rivitalizzazione un po' del paese dal punto di vista culturale. Sì, ma ce n'è praticamente ogni sempre. Sì, assolutamente, anche complicato da gestire, diciamo. Certo. Però funziona e speriamo che sia solo l'inizio, innescare un po' di attività e mantenere uno standard, perché poi chiaramente quando cominci a fare delle cose bisogna portarle avanti, e di conseguenza stiamo lavorando su tutti i fronti, anche per quanto riguarda anche il turismo, insomma cercare perché cose da vedere comunque ce ne sono come in tutti i paesi, di conseguenza stiamo cercando di attivare anche una certa economia nell'ambito turistico, in modo da fare comunque un po' di sviluppo e di conoscenza di questo territorio. Mi sembra che il museo comunque stia attirando abbastanza bene, ci sono un sacco di visite da parte delle scuole, insomma c'è voglia di venirlo a vedere. Sì, perché è un museo particolare, non è un museo tradizionale, di conseguenza è molto integrato rispetto a tante altre offerte che dà il territorio, di Genoni soprattutto, e quindi abbiamo l'aspetto più antropologico col Museo del Caprino della Giara, l'aspetto più scientifico con i laboratori didattici, c'è il centro di educazione ambientale, abbiamo l'altopiano della Giara, quindi c'è un'offerta, materiale ce n'è. Tra l'altro anche aspetti meno noti però che stiamo cercando di valorizzare, perché Genoni rientra ad esempio nel percorso del Cammino Francescano, e quindi insomma tutta una serie di offerte turistico, non andremo in overtourism, però almeno cercare di riuscire a fare qualcosa di buono. Una domanda, una mia curiosità però, dal punto di vista della ricettività, cioè c'è qualche cosa, qualche possibilità di dormire o di mangiare, o c'è qualcosa nelle vicinanze? Ci sono già da tempo alcune attività, sì, un agriturismo e dei B&B. Stiamo cercando di portare avanti adesso anche orientandoci verso la Giara, e poi come dicevo prima per il Cammino Francescano, quindi se tutto quello che abbiamo in mente va in porto, per il prossimo anno quei 100 posti letto dovremo averli. Sì, sono un geologo, paleontologo, e mi occupo da quasi una decina d'anni di seguire tutte le attività del museo. Diciamo che c'è tanto qui da un punto di vista scientifico, culturale, storico, un po' di tutto. Sì, perché davvero Genoni offre una panoramica ambientale, paesaggistica, poi abbiamo l'altopiano della Giara, no? Con i famosi cavallini, però guardando anche sotto la Giara, insomma negli strati rocciosi, davvero abbiamo un patrimonio unico, perché abbiamo un sito che è la Cava Duiduro, che è un geosito paleontologico davvero impressionante, dove vengono università anche insomma dal mondo. Anche bambini dalle scuole, soprattutto anche bambini, perché a noi piace molto cercare di divulgare anche la passione sui fossili, la paleontologia, la storia poi anche della Sardegna, che è un po' a volte trascurata. Genoni diciamo che è un po' fuori mano, quindi però mi sembra che con le iniziative che state portando avanti, quella di oggi è una di queste, ma anche proprio rivolta alle scolaresche e ai giovani. Diciamo sì che il 90% dei nostri visitatori sono bambini, scolaresche, anche con famiglie, quindi le nostre attività sono rivolte soprattutto a loro, però davvero nel corso di tutto l'anno cerchiamo quasi mensilmente di fare attività per portare la gente a conoscere il territorio e il paese. Mi sono ricordato di una precedente esperienza dove c'erano i ragazzini che facevano un po' gli archeologi, che scavavano. Allora sì, noi offriamo appunto i campi di paleontologia e di archeologia, proprio i campi estivi. Quando finisce la scuola noi attacchiamo con questi campi, quindi facciamo soggiornare i bambini qui a Genoni per parecchi giorni, quindi fanno l'esperienza del paleontologo o dell'archeologo, o tutti e due, insomma. Possiamo dire che sei fortunato, fai quello che ti piace. Sicuramente sì. Sono nato con la passione dei fossili e è diventato per adesso il mio lavoro principale. Mi occupo di musei, sono responsabile scientifico del Museo dei Pari Ambienti Sulcitani, ma anche dei musei del nostro Ateneo. Ecco, oggi che cosa discutiamo? Di allestimenti, visto che si inaugura un nuovo allestimento qui a Genoni, anche delle strategie espositive, ma anche dei casi studio in altre realtà italiane. Le attività proprio di questi musei diffusi sul territorio sono proprio un punto di riferimento per le discipline di cui trattano, per gli appassionati, ma anche per gli universitari, sono dei punti di appoggio importanti. È un paese vivo. Sì, ma è questa la sorpresa di questi piccoli paesi, che questa vivacità che poi si trasmette a tutta la popolazione, e poi riescono anche a proporre
dei visitatori delle realtà che sono un po' peculiari, proprio caratteristiche di ciascun territorio. Le università sono molto vicine, mi sembra di capire, a questo tipo di attività. Certo, anzi è una delle politiche del nostro Ateneo, io sono di Cagliari, ma anche di Sassari e di tutte le università italiane. Oltre alla ricerca e alla didattica c'è proprio la terza missione, che è un ruolo importante delle università nel territorio, proprio questa interazione con il territorio. Il Parco Giominarello è stato il primo, quello in Sardegna è stato il primo riconosciuto dall'UNESCO. Anzi, è veramente è stato dei primi proprio in Sardegna, in Italia, scusatemi. Quindi, diciamo, comprende tutta una serie di controllo di beni, fra virgolette, fra cui quello geopaleontologico, dove appunto oggi si sta tenendo questa conferenza che è molto importante, quindi per me è di fondamentale importanza venire a queste manifestazioni. Gli altri paesi che gravitano sono anche qui vicino, comunque Genoni e altri paesi qui vicino, perché mi sembra che sia una miniera di tutto qui. Beh sì, ci sono tutta una serie di comuni, alcuni comuni barbaricini, tipo Suis, Ulo e Sadari, ci sono molti comuni della Marmilla, tra cui Masullas, Villa Verde e così via. Questa è nella zona centrale della Sardegna. Ci sono diversi comuni, soprattutto quelli che gravitano a ridosso del Monte Arci, che sono quasi tutti compresi nel Parco Geominerari. Diciamo che non ha il tempo di annoiarsi, ma comunque di spendere il suo tempo in maniera molto proficua, anche per lo sviluppo e per queste realtà che navigano intorno. Beh, certamente. Poi, ripeto, conoscere le realtà è di fondamentale importanza per portare avanti tutto un programma da sviluppare a livello internazionale. Questo considerate che conoscere la Sardegna, ma soprattutto le zone interne che non conosce nessuno, è un valore aggiunto per il turismo sardo, per il turismo dell'isola e quindi automaticamente anche per l'economia dell'isola. Io sono paleontologo dal 1991 al Museo di Storia Naturale di Milano. E cosa l'ho portato qui oggi? La passione per il mio lavoro e la condivisione di questa passione con i colleghi sardi che mi hanno invitato a questo convegno interessante. Una piccola realtà ma molto attiva, mi sembra di capire qui. Sì, io amo già la Sardegna come turista, ma la amo anche come geologo e naturalista. Ed è una parte d'Italia veramente unica, con un grandissimo patrimonio non solo storico ma anche paleontologico. Io in questa occasione parlerò della mia esperienza nello studio dei dinosauri italiani e di altri fossili, in particolare della loro musealizzazione, cioè la valorizzazione al pubblico di scoperte che non devono restare solo degli addetti ai lavori, ma vanno condivise, vanno raccontate, altrimenti il nostro lavoro serve poco. Nella presentazione mi hanno così amichevolmente detto il papà dei dinosauri. Beh, io ho studiato 3 dei 5 dinosauri trovati in Italia, gli ho dato un nome scientifico e quindi è stato un onore, anche un onere, nel senso che io cerco sempre di fare le cose nel modo più approfondito possibile. In Sardegna dinosauri più piccolini, vista le stature. Ma finora non se ne sono trovati. Però la Sardegna ha un potenziale, soprattutto nel Giurassico continentale, perché ci sono delle rocce che si sono formate quando era emersa e i dinosauri erano animali terrestri, quindi è possibile che in futuro forse si trovi qualcosa. Io me lo auguro. Quindi magari ci diamo un appuntamento al prossimo dinosauro in Sardegna. Sarebbe bellissimo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dagli anni 60 il suo nome è stato sinonimo di passione per la cronaca e la verità. Per quasi 50 anni Gianni Massa, lo storico direttore dell'agenzia giornalistica Italia in Sardegna, è stato un punto di riferimento nel mondo dell'informazione nell'isola, un pezzo di storia del giornalismo italiano, anche per il suo ruolo nel sindacato. Abbiamo avuto la fortuna di frequentarlo e di condividere con lui gli anni della fortunata trasmissione televisiva Bucce di Banana, un titolo che racchiudeva la sua straordinaria capacità di portare alla ribalta fatti e misfatti che maturavano nel cuore della società isolana. Ci ha lasciato il 14 dicembre del 2015, a 2 soli giorni dai festeggiamenti per gli 80 anni, per continuare a far cronaca e il direttore in paradiso. Ma annualmente il Corecom, che ha istituito un premio alla sua memoria, ci dà l'occasione di ricordarlo con tanta nostalgia. Gianni Massa era stato fondatore e presidente del Corerat, il comitato regionale di controllo della radiotelevisione, che con l'avvento dell'era digitale si è trasformato in Corecom, il comitato di controllo regionale per le comunicazioni, di cui oggi è presidente il collega Mario Cabasino. Un giornalismo di qualità, un giornalismo che tiene sempre presente la verità. Erano questi gli insegnamenti di Gianni Massa ed è questo il punto focale del premio a lui dedicato. Premio, lo ricordiamo, giornalismo, università e scuola. Quest'anno è stato un grande successo, abbiamo ricevuto 22 elaborati, abbiamo istituito anche una nuova sezione, un nuovo premio, un premio alla carriera che la giuria all'unanimità ha attribuito a Giacomo Serrelli, giornalista televisivo, un uomo simbolo della televisione in Sardegna, per averla fondata circa 50 anni fa. Un premio che rappresenta per l'isola anche quello che è il collante, come dicevamo prima, fra il pubblico e gli spettatori, e quindi i giornalisti hanno un ruolo fondamentale in questo. I giornalisti hanno un ruolo fondamentale, questo premio vuole continuare a sottolineare l'insegnamento, la lezione che ci ha lasciato Gianni Massa, che era un giornalista che faceva della correttezza, della serietà e dell'abnegazione il tratto distintivo della sua vita giornalista, che poi era veramente, viveva per il giornalismo Gianni Massa.
Panorama Sardo e il suo inviato Chicco Lecca non potevano mancare all'inaugurazione del primo ambulatorio di prossimità della Sardegna. Inizia da Cagliari e dal quartiere di Santeria il percorso di rinnovamento promosso dalla ASL del capoluogo nell'ambito del programma ministeriale PN Equità nella Salute 2021-2027. In collaborazione con il Comune, l'ambulatorio potrà offrire risposte e servizi a diverse tipologie di utenti. È un segnale di vicinanza e presenza importante, ha dichiarato padre Gennaro, viceparroco del quartiere più problematico di Cagliari. Oggi il centro della salute di via Schiavazzi conferma ancora di più la propria funzione fondamentale in un'area popolosa della città con 7.000 abitanti senza medici e pediatri. La scelta è ricaduta sul quartiere di Santeria perché è un quartiere che è privato di servizi essenziali con l'assenza di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta e quindi l'amministrazione ha cercato proprio rifunzionalizzando e adeguando l'ex asilo appunto di via Schiavazzi come casa della salute della città. Il bisogno più urgente che abbiamo intercettato è quello appunto di creare un presidio che garantisse l'ascolto e la presa in carico rispetto a tante criticità che sono presenti sull'accesso al sistema sanitario che è necessario risolvere. Per questo abbiamo fatto degli interventi mettendo insieme le competenze del distretto sociosanitario di Cagliari con il Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute, con i servizi sociali, cercando di garantire un ascolto tempestivo appunto e una presa in carico sociosanitaria integrata che è un obbligo di legge. I servizi sono completamente gratuiti, in collaborazione con Ares abbiamo garantito che all'interno del quartiere venisse fatto un bando per il reclutamento di 2 medici di medicina generale e un pediatra di libera scelta. In rete con il distretto abbiamo garantito che ci fosse uno sportello sociosanitario rispetto ai bisogni sociosanitari che il territorio esprime. Abbiamo garantito la presenza del servizio sociale professionale una volta alla settimana all'interno di questi spazi, garantito attività di carattere consultoriale, quindi tutte la tutela e la prevenzione rispetto a tutti i settori materno-infantile e adesso abbiamo aggiunto il pezzo del Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute con un occhio rivolto a tante persone che a causa di povertà economica e quindi che i vulnerabili appunto della città sono sfiduciati e spesso non accedono ai servizi a causa delle burocrazie e dei limiti che ne impediscono l'accesso. È già stato creato un tavolo e una rete locale di tutte le associazioni che praticamente ha collaborato attivamente anche rispetto alla programmazione e all'insediamento dei servizi indispensabili. Di fatto esiste un raccordo interistituzionale che cerca di rovesciare la logica dell'intervento, ovvero che non sono più i cittadini che devono andare a rincorrere le istituzioni, ma che sono le istituzioni che vengono appunto all'interno di spazi in disuso riqualificati per creare servizi indispensabili per parlare di dignità umana. Inevitabilmente è un lavoro sociosanitario appunto integrato e quindi curare particolarmente la medicina territoriale, che cosa l'integrazione sociosanitaria può comportare, significa inevitabilmente anche alleggerire il ricorso alla medicina d'urgenza e quindi il carico che hanno gli ospedali cittadini. L'amministrazione fin dal suo insediamento ha fatto un sopralluogo all'interno appunto di questo stabile, chiedendo appunto anche delle modifiche rispetto ai lavori eseguiti, quindi cercando di realizzare la Casa della Salute. Il tempo che ci è voluto è stato circa 2 mesi, 3 mesi, nel senso che abbiamo indetto una conferenza di servizi con il distretto e poi agganciato il pezzo relativo al Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute che si avvaleva di circa 7 milioni sul piano nazionale di equità della salute che avevano a disposizione. Come assessorato l'obiettivo è quello di monitorare i tanti vuoti urbani perché riteniamo fondamentale che i servizi di prossimità, soprattutto per quanto concerne i servizi sociali, siano appunto l'obiettivo strategico dell'amministrazione. Quindi cercheremo di riqualificare appunto gli spazi abbandonati insediando sulla base delle caratteristiche dei quartieri, quindi dei bisogni che sono espressi dai cittadini, dei servizi che cerchino proprio di garantire i diritti di cittadinanza. Questo intervento è il primo che riguarda la
l'amministrazione comunale, la prima casa del quartiere è presente all'interno dell'intera regione. L'amministrazione ha intenzione, ha già avviato le interlocuzioni su diversi immobili in altri quartieri della città per creare servizi polifunzionali, tra i quali proprio ambulatori di prossimità. Vi porto saluti della direzione strategica della ASL. Voglio a mia volta dare i saluti e ringraziare tutti i presenti e quelli non presenti che hanno collaborato alla riuscita di questa giornata e stanno collaborando al programma PNES. Oggi con noi sono anche presenti è anche presente il Ministero attraverso l'INMP, quindi gli attuatori, gli ideatori del programma PNES. Io vi ringrazio particolarmente per la loro presenza, perché fa in modo che vengano anche identificati con la realtà. Questa è una realtà periferica, il fatto che oggi siano qui con uno spirito anche di portarci delle azioni di miglioramento e di vedere queste cose insieme a noi, io credo che sia un fatto importantissimo. Io voglio precisare alcuni aspetti. Il perché stiamo aprendo un presidio, un ambulatorio di prossimità qui a Sant'Elia. Ed un ambulatorio, noi ne abbiamo aperto già un altro in via Trieste, seguiranno altri ambulatori di prossimità, ma lo facciamo qui a Sant'Elia perché Sant'Elia non richiede solo azioni sanitarie, visite, richiede presenza, cioè il fatto che il servizio sanitario è qua, il comune è qua, presidia questa parte importante di Cagliari, solo ci diceva 7.000, 8.000 abitanti, con tante criticità che ritroviamo anche spesso nel resto della popolazione o nel resto delle diverse aree della Sardegna, ma qui quindi siamo qua per questo, con un ambulatorio che l'abbiamo battezzato come ambulatorio di prossimità. Questo vuol dire che non è un ambulatorio dove si fanno delle visite specialistiche, ma si fa la presa in carico. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito.
Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, siamo qui a Cagliari, la direzione marittima della Guardia Costiera con l'ammiraglio Giovanni Stella. Ammiraglio, partiamo subito dal successo di America's Cup, non solo per Luna Rossa ma anche per la città di Cagliari, che ha visto la Guardia Costiera protagonista. C'è stata una partecipazione che veramente nessuno pensava in questi numeri, una partecipazione, c'era proprio euforia nell'aria, ed è una cosa che probabilmente a Cagliari era tanto che non si vedeva, forse dall'anno dello scudetto con Gigi Riva, ecco. Sicuramente è una cosa che si può riproporre, le condizioni ci sono tutte, poi voglio dire, un mare così, sempre ventilato, è la garanzia di una gara velistica. La regata in sé per sé, la manifestazione sportiva, noi abbiamo iniziato a lavorarci da lontano. Intanto si parlava di un campo di regata posto all'imboccatura di un porto commerciale. Questa è una cosa che hanno notato in pochi, ma che ci tengo a sottolineare, perché abbiamo dovuto lavorare intanto, avere delle giuste interlocuzioni con gli operatori commerciali, con le navi da crociera, e quindi regolare il traffico marittimo perché non interferisse con il campo di regata. Dopodiché abbiamo emanato un'ordinanza di interdizione e di regolazione del traffico marittimo, individuando anche delle aree dove era possibile sostare con le imbarcazioni a secondo del colore della perimetrazione del campo di regata. Delle boe di colore azzurro potevano sostare le unità accreditate, quelle di colore giallo invece potevano sostare tutti gli altri diportisti, mentre nelle boe di colore nero non poteva sostare nessuno, perché si doveva comunque garantire la visibilità da terra da parte del Lazzaretto e di Sant'Elia. Quindi c'è tutto un lavoro diciamo preliminare poi alla realizzazione del campo di gara. Il campo di gara che aveva una dimensione di circa 3.800 metri per 800, un rettangolo, iscritto in una circonferenza di 2 km di raggio, quindi 4 km di diametro, dove appunto vi era la regolazione della sosta e della navigazione. E colgo l'occasione anche per ringraziare i colleghi dei Vigili del Fuoco che ci hanno affiancato in questa attività. Con 3 loro unità noi abbiamo messo in campo e abbiamo armato tutte le nostre unità, ben 8 unità della Guardia Costiera, su cui peraltro era imbarcato personale sanitario in forza di un protocollo che abbiamo stilato sia con la Croce Rossa che con il 118 per un pronto intervento in caso di necessità. Fortunatamente non ce n'è stato bisogno. Noi abbiamo la fortuna di essere ospiti in questa meravigliosa città. Abbiamo cercato di raccontare il mare ai giovani attraverso i giovani, quindi ci sono state delle forti collaborazioni con l'Istituto Nautico, con i Buccari, con l'Università di Cagliari. Abbiamo creato una sorta di continuazione del Race Village, con un villaggio della Guardia Costiera, appunto cercando di attrarre i giovani a quello che è il mare. Cosa comporta il mare, cosa avviene nel mare, tutte le varie attività lavorative, chiaramente dedicando particolare attenzione al trasporto marittimo e alla logistica, che poi
è uno dei core business delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Ovviamente non poteva essere tralasciato il discorso sull'ambiente marino, sulla tutela dell'ambiente marino, che è particolarmente importante perché stesso i giovani devono capire e hanno percepito chiaramente quella che è l'importanza dell'ambiente marino per poter garantire a loro e ai loro figli un ambiente migliore in futuro, di successo. Noi puntiamo molto sulla prevenzione, la prevenzione attraverso la conoscenza, quindi attraverso la divulgazione di quelle che sono le regole per affrontare correttamente il mare, sia dal punto di vista della navigazione che della balneazione. E sono poche regole da osservare, attraverso le quali veramente uno può garantire di godere appieno delle strutture e delle bellezze naturali che poche altre regioni hanno come la Sardegna, forse nessuno. Una delle caratteristiche di questo evento di America's Cup qui a Cagliari è stato anche l'impegno dei vostri mezzi della Guardia Costiera. Tecnicamente com'è stato affrontare un evento di questa portata? Bene, è stato sicuramente un evento molto interessante, un evento di portata internazionale e ci siamo preparati da tempo, abbiamo schierato un assetto in prontenza operativa già in 30 primi, quindi sicuramente pronti ad operare in caso ovviamente di interventi per ricerca e soccorso, comunque per dare supporto a quella che era tutta la manifestazione. E ovviamente in questo tipo di evento in concomitanza anche con altre attività dei nostri elicotteri abbiamo avuto la possibilità di sorvolare tutta l'area e di poter salutare anche tutti gli equipaggi sia vicini al campo di gara sia durante le manifestazioni di apertura, in particolar modo di tutto l'evento, perché è stato veramente entusiasmante e credo che sia stato entusiasmante per noi vederli in volo, vederli dall'elicottero e anche per la gente che insomma ha partecipato a questo evento straordinario. Nell'ambito delle nostre attività, ovviamente passando poi vicini a quello che era il luogo dell'apertura della cerimonia, l'equipaggio ha voluto omaggiare tutti gli equipaggi partecipanti a questa splendida manifestazione con una manovra che dal punto di vista tecnico aeronautico è un cambio di assetto dell'elicottero, quindi nulla di particolare, nulla che possa far pensare a manovre particolari, nulla di che, ma dal punto di vista scenico, visto da fuori, è molto bello perché si vede l'elicottero proprio che abbassa il muso come per salutare, ovviamente omaggiare tutti i partecipanti alla manifestazione. Un momento molto bello e molto ovviamente di cui siamo tanto orgogliosi anche noi che vogliamo tutti i giorni. I mezzi denominati Nemo hanno una caratteristica, quella sicuramente principale per il soccorso, ma fondamentale anche il monitoraggio per l'ambiente. Sì, i nostri elicotteri vengono utilizzati principalmente per la ricerca e soccorso in mare, ma hanno anche determinate strumentazioni di bordo che consentono di individuare anche eventuali sversamenti in mare o comunque hanno delle attrezzature che consentono di proteggere l'ambiente marino. Facciamo molte di queste attività e molto spesso vogliamo anche coordinandoci con le vedette a mare per riuscire ad individuare e a proteggere, a volte anche a prevenire quelli che sono eventuali atteggiamenti o in casi di sversamenti di sostanze inquinanti in mare e in generale a più ampio spettro di tutto ciò che può danneggiare l'ambiente marino. Noi abbiamo un grande privilegio che è quello di poter lavorare per la difesa di questo straordinario bene che abbiamo, di questo grande dono che abbiamo, che è quello del mare. L'Italia è circondata dal mare e tutto quello che facciamo per noi tutto il nostro lavoro è finalizzato all'ambiente marino. È molto entusiasmante, è molto motivante e quando uno sceglie di fare questo tipo di lavoro ovviamente lo fa sicuramente per la passione per il volo, ma insieme alla passione per il volo c'è una grandissima passione per il mare. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione che abbiamo aperto parlando anche quest'anno della giornata dei periti industriali e che continuiamo nella fase finale parlando di un progetto che ha sviluppato la nostra attenzione negli ultimi 5 anni. Parliamo di Panorama Star, ma in questo caso parliamo di 5 anni che ci potrebbero portare ad atterrare su Marte. Sì, grazie intanto sempre per l'attenzione che la trasmissione pone sulle attività che svolgiamo. Noi abbiamo concluso e abbiamo presentato in occasione di una conferenza stampa recente ospitata dall'onorevole Mascaretti, che è il presidente dell'intergruppo Space Economy, all'intergruppo parlamentare Space Economy. Abbiamo presentato i risultati ottenuti nell'ambito di un progetto che aveva come titolo Space Manufacturing in Situ, un progetto che è finanziato dal Ministero dell'Università con circa 4 milioni e mezzo al 50%, progetto che fa capo ad un programma ben più ampio che abbiamo battezzato Small Mission to Mars, e che adesso è diventato davvero il target a cui stiamo puntando, che è appunto quello di sviluppare una missione tutta italiana sul pianeta rosso. Vedendo le immagini vorrei un commento sulla mia battuta iniziale. Io ho parlato di 5 anni, ho esagerato? Noi se dovessimo avere a disposizione la certezza delle risorse
per sviluppare questo programma, noi puntiamo e nel filmato che è stato mostrato emerge in modo inequivocabile a raggiungere il pianeta rosso nel 2035, quindi un po' più di 5 anni, ma l'ordine di grandezza ci si avvicina molto. Ecco, l'importante è avere un obiettivo, quindi adesso è spostato a 9 anni, ma quando abbiamo iniziato a parlarne sembrava una cosa irraggiungibile. Ma certo, tutte le cose sembrano irraggiungibili nel momento in cui non, diciamo così, non ci si studia, non si approfondisce. Ora, nell'ambito di questo progetto Space Manufacturing in Situ, progetto satellite di questo grande programma battezzato Small Mission to Mars, si sono raggiunti dei risultati di grandissima rilevanza. Uno tra questi è proprio quello di aver, attraverso dei conti numerici, matematici piuttosto complessi, di aver dimostrato che esiste un lanciatore italiano che consente di raggiungere l'atmosfera e quindi del pianeta rosso. E questo è un risultato davvero di grande rilevanza, che prima dello studio, prima dell'approfondimento, evidentemente non era noto. Il secondo grande risultato, e le immagini lo mostrano in modo molto chiaro, è stato quello di andare a realizzare ex novo quello che noi gergalmente chiamiamo il naso del sistema di ammartaggio. Il naso del sistema di ammartaggio che è stato realizzato attraverso un brevetto campano. Spieghiamo al telespettatore che ammartaggio da ammarraggio su Marte. Esatto, sì. Ammartaggio è un modo, diciamo, tecnico di dire diciamo raggiungimento della superficie del pianeta rosso, di Marte naturalmente. Immagini spettacolari, si vede questo ombrello che si apre e la discesa della capsula lentissima verso Marte. Assolutamente, e questo è un risultato veramente prestigiosissimo, perché si è riusciti a realizzare questo naso, ripeto il concetto, che di fatto è il punto più sollecitato sotto il profilo termico nel momento in cui si scende dal vuoto all'atmosfera marziana, ed è stato realizzato in Campania su un brevetto e su una tecnologia che va sotto il nome di Irene. È stato realizzato da uno dei partner del progetto Space Manufacturing in Situ, la società LeadTech, che poi ha potuto testare, e questo è l'altro risultato di grande rilevanza del progetto, ha potuto testare le condizioni marziane nelle gallerie apposite messe a disposizione dal Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale. Si è riusciti a dimostrare che il naso di questo sistema di ammartaggio ha la possibilità di sopportare carichi termici superiori ai 2000 gradi centigradi per oltre 180 secondi, che è un risultato estremamente prestigioso sotto il profilo tecnologico. Naturalmente un altro grande obiettivo che si è potuto raggiungere nell'ambito di questo progetto satellite del grande programma Small Mission to Mars è stato quello di realizzare un prototipo che ha potuto dimostrare la fattibilità e la realizzabilità di elementi strutturali sia utilizzando suolo lunare sia utilizzando suolo marziano per confezionare dei mattoncini, no? Degli elementi appunto strutturali che potrebbero avere degli sviluppi ovviamente in chiave di realizzazione di strutture, in chiave di protezione dalle radiazioni solari, protezione che abbiamo utilizzando la materia prima del pianeta marziano. Assolutamente, o quella del pianeta marziano o quella della Luna, perché ovviamente bisogna fare in modo di limitare il più possibile i carichi da trasportare dalla Terra, e quindi bisogna cercare di sviluppare il maggior numero di tecnologie possibili che consentano di sfruttare le risorse disponibili in questi corpi celesti. Siamo alla volata finale. Mi interessa sapere quanto vi ha aiutato in questi ultimi 5 anni l'avvento dell'intelligenza artificiale.
Ad essere onesti, non abbiamo fatto particolare ricorso a questa, diciamo così, a questo strumento. Non abbiamo fatto ricorso a questo strumento perché lo studio della missione passa attraverso, diciamo, competenze di carattere numerico, matematico, dove l'intelligenza artificiale non gioca un ruolo dominante. Analogamente, per quanto riguarda la realizzazione del prototipo, diciamo, si lavorava su un brevetto di ormai diversi anni fa che era abbastanza consolidato, quindi non abbiamo avuto necessità di interfacciarci con informazioni che potessero arrivare dall'intelligenza artificiale, anche se, ad onor del vero, diciamo, è uno strumento che abbiamo utilizzato per verificare se diciamo così, i risultati che avevamo raggiunto nel passato, che ci avevano portato al deposito del brevetto, fossero, diciamo, ancora, da un punto di vista delle tecnologie sviluppate, ancora validi, e questo effettivamente lo era. Ci ha fatto piacere riscontrare, dopo almeno una decina d'anni, che eravamo ancora sul pezzo. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.